a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto quotidiano appuntamento con l'informazione di Focus TG. Anche oggi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30 per portare a casa vostra tutte le ultime notizie dal Veneto, del Veneto, con aggiornamenti per tutto quello che è successo e sta succedendo in queste ore nel nostro territorio. Tanti i collegamenti, tanti i nostri servizi anche oggi e molto ampia la pagina di cronaca con la quale apriamo questo giornale. Purtroppo dobbiamo iniziare parlando di cronaca nera, di altro sangue che viene versato sulle strade del Veneto. Terribile incidente ieri pomeriggio lungo la 4, a perdere la vita nello scontro tra mezzi pesanti un camionista. Schianto mortale tra mezzi pesanti nel tratto maledetto della A4 questo pomeriggio verso le 15:30, dove ha perso la vita un camionista rimasto incastrato nella cabina di guida, letteralmente accartocciato su se stessa. L'incidente tra lo svincolo di San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste, tra due tir e un autocarro. Immediato l'arrivo dei sanitari del SON 118 insieme ai vigili del fuoco, alla polizia stradale e agli ausiliari di Autovie Venete. Traffico in tilt e bloccato con lunghe code formatisi per diverse ore. E un altro drammatico incidente si è verificato poco fa alle 6:50, quindi questa mattina, poco prima delle 7, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea al chilometro 114 per lo scontro frontale tra un'auto e un camion, deceduto l'automobilista. I pompieri arrivati da Mira hanno messo in sicurezza i mezzi, estratto l'automobilista. Purtroppo, nonostante i soccorsi del SUEM, il medico ha dovuto dichiarare la morte del giovane autista di soli 25 anni. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Sangue sulle strade del Veneto, ma anche tanta paura nella notte, la notte scorsa a Bassano del Grappa per il pauroso incendio in una palazzina, fiamme alte che sono divampate da un appartamento, hanno coinvolto un'intera struttura, 3 le persone in gravi condizioni, 2 particolarmente gravi. Si tratta di 2 anziane, di cui una portatrice di handicap. Ebbene, noi eravamo sul posto, ieri abbiamo dedicato un'ampia pagina proprio a tutti gli aggiornamenti minuto per minuto di quello che stava succedendo a Bassano. Riepiloghiamo il tutto con le ultime notizie nel prossimo servizio. Le immagini del terribile incendio scoppiato nella notte in una delle palazzine del condominio Torino in via Bombardini a Bassano raccontano la notte di paura che hanno vissuto i residenti di questo complesso a 2 passi dal centro. Le fiamme si sono sprigionate dalla camera da letto di questo appartamento al 4° piano e si sono propagate molto velocemente. Il fumo ha invaso poi l'abitazione al piano superiore. Il bilancio è serio, ci sono 3 persone ferite, le 2 anziane sorelle di 85 e 93 anni che vivono al 5° piano e una signora 63enne che abita con il proprietario nell'appartamento dove il rogo è scoppiato. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 2, hanno trovato la 93enne sul terrazzo che urlava e chiedeva aiuto. La sorella era dentro l'appartamento, riversa a terra. L'appartamento era completamente invaso dal fumo e quindi con grande difficoltà sono state appunto individuate e portate verso l'esterno per poi essere ospedalizzate. Le 2 anziane si trovano ricoverate in terapia intensiva, una a Vicenza, l'altra a Sant'Orso. Le loro condizioni sono molto serie. In giornata sono state sottoposte a trattamento in camera iperbarica. La terza ferita è stata invece dimessa nel pomeriggio dal San Bassiano con ustioni alle braccia. È molto triste per le 2 persone che sono gravemente ferite, quindi sono 2 persone, una signora credo sia in sedia a rotelle e quindi
È già triste questo. La prima che è passata mi sembrava cosciente, la seconda sì, sembrava no, avevano tutti la maschera di ossigeno eccetera. Oggi sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, anche per risalire alle cause del pauroso incendio. Si pensa, almeno da quelle che sono le più probabili ipotesi che abbiamo fatto fino ad ora, imputabili a quelle che possono essere delle cause di tipo elettrico, legate principalmente ad un malfunzionamento di un'apparecchiatura elettrica. In totale gli appartamenti che riteniamo naturalmente essere diciamo non fruibili, in questo caso sono almeno 3, anche se abbiamo naturalmente allargato la non fruibilità anche agli appartamenti del piano terra, del piano primo. E nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un altro drammatico incidente a Casella d'Asolo, in via Schiavonesca Marosticana. Una 41enne ha perso il controllo della sua auto ed è uscita di strada ribaltandosi con il mezzo, rimanendo incastrata nell'abitacolo. I vigili del fuoco l'hanno liberata, mentre i sanitari del SUEM l'hanno ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Da accertare ancora la dinamica del sinistro. Intanto, ripetiamo, la 41enne versa in condizioni gravi all'ospedale. Noi adesso continuiamo a parlare di cronaca e è stata una giornata, sono state delle ore quelle che ci siamo lasciati alle spalle, contraddistinte da tanti incendi sparsi sul territorio. Adesso ci spostiamo nel Padovano, anzi a Padova con precisione, perché un magazzino ha preso fuoco nella notte, bruciano strutture e apparecchiature, vigili del fuoco al lavoro per ore. Rogo nella notte tra mercoledì e giovedì in via Pediano a Padova. Incendio in un magazzino di materiale edile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'intervento dei vigili del fuoco, durato ore, ha permesso di spegnere il rogo, che però ha distrutto completamente tutto il materiale depositato all'esterno del capannone. Vigili del fuoco e Polizia di Stato stanno vagliando le cause dell'incendio. Non trapela ancora nessuna informazione. Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto oltre 3 ore di lavoro da parte dei pompieri. E come sempre noi siamo e saremo sul posto. Fra poco ci collegheremo con la nostra collega Valentina Visentin proprio per tutti gli ultimi aggiornamenti da Padova. Continuiamo, come vi dicevo, a parlare di incendio in azienda. Ieri nel tardo pomeriggio una colonna di fumo nero visibile a distanza, è successo a Villaverla, vediamo. Incendio divampato in un'azienda di Villaverla, produttrice di reggette per imballaggi. Ieri in tardo pomeriggio nessuna persona è rimasta ferita. La colonna di fumo nero era visibile a distanza di chilometri per le fiamme che si sono estese al tetto del capannone. I pompieri arrivati da Vicenza, Schio, con i volontari di Tiene, con 3 autopompe, 3 autobotti, un'autoscala e 19 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutta la struttura. L'incendio avrebbe interessato, stando alle prime ricostruzioni, il macchinario e il tetto sovrastante, la cui copertura in guaina ha prodotto la colonna di fumo. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, interdetta solo la parte di capannone interessata dalle fiamme. Adesso restiamo nella cronaca, ma voltiamo pagina, cambiamo scenario, perché qui si parla di Pedemontana, si parla di politica e si parla di una diffida al presidente Zaia e alla regione. Ha fatto molto discutere la presa di posizione del sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Dicevamo una diffida al presidente Zaia e alla regione Veneto perché le opere compensative della Pedemontana vengano realizzate in fretta. Il comune di San Zenone degli Ezzelini va all'attacco, i patti vanno rispettati, dice il primo cittadino, che chiede anche di abbattere i pedaggi della nuova arteria. Vediamo.
Sono arrivato a mandare una lettera di diffida alla Regione perché San Zenone è stanca. Io sono stanco, siamo davvero stanchi di non avere risposte. Dopo l'apertura della Pedemontana che abbiamo subito, che passa nel nostro territorio e che abbiamo dovuto accollarci nel nostro territorio. La misura è colma per Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, comune attraversato dalla superstrada Pedemontana Veneta, ma rimasto all'asciutto di opere compensative. Eppure, sostiene Marin, c'è un accordo di programma sottoscritto nel 2012 che parla tuttora chiaro e che all'epoca aveva convinto il comune a ritirare il contenzioso avviato al TAR proprio sugli interventi di mitigazione. Più di 10 anni fa era previsto il tratto ben più sotto di San Zenone, ma grazie a un accordo di programma è stato deciso che la Pedemontana passasse a San Zenone. In questo accordo di programma erano previste una serie di opere compensative per San Zenone. Vedi ad esempio la riqualificazione di tutto il centro del nostro territorio, vedi la rotatoria che deve essere realizzata all'altezza del municipio. Opere da circa 5 milioni di euro che riguardano anche le frazioni, progetti predisposti con il supporto di Veneto Strade ma rimasti sulla carta per carenza di fondi. Solo una frase, non ci sono soldi e mai nulla di ufficiale. Da qui la mossa eclatante di Marin, una diffida inviata a Palazzo Balbi da uno studio legale. Dove diamo un tempo massimo, logicamente, per convocare questa conferenza di servizi, altrimenti procederemo ancora per vie legali. Quindi chiederete i danni? Chiederemo i danni, sì. Chiederemo i danni, chiederemo che le opere siano realizzate, perché è questo, ma non è un capriccio di San Zenone, è davvero, San Zenone ormai è martoriata, Carainati principalmente è stata martoriata, purtroppo anche da errori che sono stati fatti nella realizzazione di alcune opere attinenti alla Pedemontana. Ma ci sono anche altre due richieste. La prima è integrare il nome del casello di Riese con quello di San Zenone come indicato fin dal 2011. Secondo, di sicuro più pressante, vista l'inflazione record, la riduzione dei pedaggi, almeno per i residenti. È inutile volere una strada così utile ma con pedaggi così alti. Le persone logicamente fanno fatica a prenderla perché costa troppo, le aziende ne rimettono, per cui bisogna dare una mano anche su questo, nella riduzione dei pedaggi. Adesso ci fermiamo per 2 minuti, torniamo fra poco con tantissime altre notizie di cronaca, l'attualità, i nostri approfondimenti, i nostri collegamenti dal territorio. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 12:15, siamo in diretta, abbiamo aperto la pagina di cronaca con le drammatiche notizie di una serie di incidenti mortali in Veneto sulle nostre strade, con gli ultimi aggiornamenti che hanno riguardato il pauroso incendio divampato la notte scorsa a Bassano del Grappa in uno stabile, e con la diffida che il sindaco di San Zenone degli Ezzelini ha inoltrato al presidente Luca Zaia e alla Regione Veneto per le opere compensative della Pedemontana. Ebbene, noi adesso continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Padova. Rapina in zona industriale, banditi armati hanno tentato di rubare la cassa di un'azienda ma sono fuggiti con la valigetta del campionario. Hanno fatto irruzione con il volto coperto e armati di pistola e una mazza. Momenti di paura mercoledì mattina alla ditta Sonepar di Riviera Maestri del Lavoro a Padova, specializzata in forniture elettriche. 2 banditi hanno intimato ai presenti di consegnare i soldi della cassa, ma la cassa in quel momento non c'era. Un imprevisto che ha scombinato i piani dei ladri, che si sono così gettati su una valigetta che si trovava vicino all'ingresso dell'azienda, convinti che all'interno ci fossero i soldi. All'interno però c'era solo materiale di campionario. I banditi sono scappati con un'auto risultata rubata. Sulla rapina indaga la squadra volanti della polizia. La cronaca ci porta a Vicenza, dove un pregiudicato della Guinea arrestato dalla polizia ha aggredito la titolare di un bar in centro.
Aggredita e minacciata da un cliente del bar. Sono momenti di grande tensione in un locale di Via Lanza, a Vicenza Ovest. 2 pattuglie della squadra volante della polizia piombano sul posto dopo che la donna ha chiamato il 113 per lanciare l'allarme. Qui intercettano un 27enne della Guinea. La barista spiega agli agenti che sarebbe stato particolarmente molesto, così da essere invitato da lei stessa a lasciare il locale. A quel punto avrebbe aggredito la donna afferrandola per i capelli e prendendola a calci. Gli agenti lo identificano, è un noto pregiudicato senza documenti. L'immigrato, inizialmente collaborativo, viene invitato a salire a bordo della macchina della polizia. A quel punto si scaglia contro gli agenti che con grande fatica lo bloccano ammanettandolo. Portato in questura, è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Oggi il GIP ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. E adesso andiamo a Conegliano per una vicenda che ha davvero del drammatico e del paradossale. Rapinato 2 volte nel giro di 20 giorni con tutto il carico chiaramente di paura, di spavento e il danno economico. Parliamo del fenomeno delle baby gang, come dicevamo in pieno giorno per 2 volte negli ultimi 20 giorni dei giovanissimi banditi si sono accaniti su un 90enne. La figlia della vittima scrive al sindaco. Finché non tocca in prima persona magari uno lo può sottovalutare, anche a noi non era mai capitato finora e sì, lo vivevamo solo per sentito dire, ci siamo resi conto in prima persona che effettivamente no, non è assolutamente da sottovalutare. Non sottovalutare, non derubricare i fenomeni a semplici ragazzate. L'appello di Anna viene dall'esperienza che non avrebbe voluto certo vivere. A parlare la figlia di un imprenditore 90enne di Conegliano che preferisce mantenere l'anonimato e che in appena 20 giorni in pieno centro, in pieno giorno, si è visto sottrarre ben 2 volte il telefono cellulare da giovani balordi nordafricani. Scippi velocissimi, quasi un accanimento nei confronti di un soggetto fragile data l'età e che è rimasto molto scosso. Mio padre sta bene fisicamente, per carità, però è spaventato anche perché insomma in pieno giorno in un quartiere che pur essendo residenziale è centralissimo, lui dice perché devo vivere con timore le mie abitudini quotidiane solo perché sono anziano. Nel primo caso, zona di via Cadorna, ad agire è uno solo, rapidissimo, passa di fianco al 90enne, sfila il cellulare e scappa. Poi ieri mattina, a 20 metri di distanza e 20 giorni dopo, nell'area di via Padre Marco d'Aviano, 2 giovani lo avvicinano, lo suprano e lo scippano. A sparire è ancora il telefono. Stavolta il contatto c'è, fortunatamente l'anziano non subisce conseguenze, ma resta la rabbia. Tanto che oltre alla denuncia ai carabinieri, la figlia scrive una lettera al sindaco Fabio Chies. Abbiamo segnalato che la gravità non sta solo nel fatto in sé, ma anche nel fatto che si sia ripetuto l'episodio e quindi insomma che ci sia, temiamo che ci sia un fenomeno, che magari ci siano gruppi di ragazzaglia che bazzicano il quartiere, vedono le persone più fragili e insomma agiscono. Ecco. Cosa chiediamo? Abbiamo scritto al sindaco affinché si spera possa fare qualcosa quanto in suo potere affinché non si ripeta. Adesso anche con l'avvicinarsi dell'estate, quindi quando la città un po' si spopola, chiaro che viviamo con un po' di inquietudine, ecco. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia ha sequestrato beni per milioni di euro a un imprenditore di Jesolo già noto alle Fiamme Gialle. A suo carico c'erano già diversi precedenti per patrimoni accumulati illecitamente e un tenore di vita sproporzionato tra somme dichiarate e beni posseduti. Per questo gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di confisca per oltre 2 milioni di euro a un imprenditore jesolano 55enne. È stato giudicato socialmente pericoloso e pertanto gli è stata applicata la normativa antimafia. Sostanzialmente tutto il patrimonio che non era giustificabile coi redditi illeciti che praticamente non ha è stato dapprima sequestrato e da ultimo, importantissimo, confiscato, per cui è stato acquisito a patrimonio dello Stato. Colui che è stato riconosciuto che vive abitualmente dei proventi di attività illecite
è stato spogliato di tutto il suo patrimonio, che non è diversamente riuscito a giustificare neanche in giudizio in sede di appunto applicazione della confisca. Il 55enne, già sottoposto agli arresti nel 2019, dunque conosciuto dalle Fiamme Gialle, avrebbe commesso nel tempo numerosi reati, tra cui riciclaggio, ricettazione, truffa, bancarotta fraudolenta. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito il suo profilo economico e individuato le relative proprietà. 4 unità mobiliari in un prestigioso complesso residenziale nella zona turistica iesolana, un'azienda, conti correnti bancari, denaro contante e orologi di pregio. Ma la confisca non è l'unico provvedimento a suo carico. Gli è stata applicata anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 5, che impone a questo soggetto di dimorare per 5 anni nello stesso posto, di condurre una vita regolare, trovarsi un lavoro, non frequentare persone con precedenti, non uscire da casa dopo le 20 e non prima delle 7 la mattina, e comunque se deve spostarsi dalla località a cui è soggetto all'obbligo di soggiorno deve notiziare l'autorità di pubblica sicurezza del posto. Restiamo a Jesolo, chiuso il cerchio delle indagini dei carabinieri sulla violenta rissa avvenuta a fine maggio. 4 denunciati, tutti veneti, per la movida violenta a Jesolo di fine mese scorso, domenica 29 maggio, dovranno rispondere del reato di rissa aggravata, dove era spuntato pure un coltello con cui erano rimaste ferite anche 2 persone poi visitate in ospedale, 3 ragazzi residenti nelle Vicentina e un trevigiano, peraltro già colpito nel 2021 da foglio di via obbligatorio proprio da Jesolo su disposizione del Questore di Venezia, in quanto precedentemente coinvolto in un'altra rissa sempre lungo l'Arenile. Per questo motivo è stato anche denunciato per l'inosservanza del provvedimento in questione. A identificarli i carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Indagini dei militari ancora in corso, con l'identificazione anche degli altri ragazzi coinvolti nella maxirissa di Piazza Mazzini. E adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra pochissimo con tutti gli ultimi aggiornamenti sull'incendio a Padova, con il collegamento insieme alla nostra collega Valentina Visentin, poi tanta cronaca, tanti approfondimenti, dobbiamo parlare anche di sanità, di attualità, rincaro dei prezzi, insomma tante tematiche per tenervi compagnia, per tenervi informati fino alle 13:30. A fra poco. Sono quasi le 12:30, ben ritrovati a Focus TG. Noi continuiamo con la cronaca che ci porta a Padova, droga per il valore di circa 20.000 euro sequestrata nel quartiere Arcella a Padova da parte della polizia locale, un'operazione che ha coinvolto 2 cittadini cinesi di 30 e 45 anni. 2 arresti, un sequestro di droga del valore di 20.000 euro. Questo è il risultato dell'operazione condotta dalla polizia locale di Padova. Tutto è nato dall'osservazione da parte degli agenti dei movimenti di alcuni cittadini asiatici nel cuore dell'Arcella. Attraverso un'attività di indagine durata qualche settimana, il personale in borghese ha individuato un cittadino cinese di circa 30 anni che veniva avvicinato da persone di nazionalità filippina che dopo uno scambio veloce si allontanavano in fretta. Subito fermate, queste ultime hanno rivelato di aver acquistato metanfetamina. Gli agenti hanno quindi pedinato il 30enne cinese ricostruendo le dinamiche dei suoi traffici. È stato quindi fermato e perquisita la sua abitazione. Qui gli agenti hanno trovato più di un etto di shabu, una droga molto diffusa tra le comunità orientali che venduta avrebbe avuto un valore di mercato di 20.000 euro. In casa gli agenti hanno trovato una seconda persona, una donna sempre di origini cinesi di circa 45 anni. Che teneva nella sua camera una grande quantità di metanfetamina e che evidentemente faceva affari con il cinese, suo braccio destro.
I due sono quindi stati arrestati. Il 30enne è stato portato in carcere, la 45enne posta agli arresti domiciliari. E adesso una notizia. Ci spostiamo a Venezia. I funzionari dell'Agenzia della Dogana dell'aeroporto Marco Polo hanno rinvenuto circa 9 kg di fossili originari dall'area dello Yorkshire dentro una valigia arrivata con un volo successivo rispetto a quella del proprietario. I fossili non avevano la documentazione prevista. Oltre alla sanzione non ancora quantificata, si è provveduto al sequestro della merce. Noi adesso restiamo con le immagini sui fossili arrivati dall'Inghilterra. Questo chiaramente testimonia anche l'importante attività che svolge la Polizia della Dogana, quindi che svolgono le forze dell'ordine. Rientriamo in studio, ma ci spostiamo di poco, perché da Venezia andiamo a Mestre, perché ieri nell'aula bunker si è svolta un'altra giornata importante per quello che riguarda il processo d'appello al crack della Popolare di Vicenza. Ieri appunto la deposizione dell'ex manager Emiliano Giustini, presenti anche alcuni dei truffati. In aula bunker a Mestre, ad ascoltare la deposizione dell'ex manager BPV Emiliano Giustini, anche Elisabetta Gatto di Quarto d'Altino ha visto azzerati i risparmi di una vita della mamma, Bruna Bergamin, socia della Popolare di Castelfranco, filiale di Fanzolo di Vedelago, poi diventata Banca Popolare di Vicenza. Genitore venuto a mancare da un anno, anche per i patemi subiti, racconta la figlia. E gli hanno venduto tutti gli altri risparmi e praticamente quando la banca è fallita e non si è trovata più nulla, ecco, e con l'incombenza di pagare la casa di riposo. Perciò un dramma sul dramma, perché insomma trovarsi a quell'età senza risparmi e con problemi fisici e adempiere appunto a certi pagamenti è crollato il mondo praticamente. Poco distante da lei anche Roberto, 63 anni, commerciante di San Michele al Tagliamento, racconta come fu costretto per l'ottenimento di un mutuo importante a comprare pari azioni della banca, perdendo così 42 anni di risparmi lavorativi. I soldi servivano sia per fare un acquisto all'asta di un immobile, sia per coprire il fido. Invece di coprire il fido ci ha fatto fare un mutuo, e il mutuo ha i suoi interessi e quant'altro, oltre che acquistare le azioni. Quindi diciamo che così uno perde quello più quello, si trova col debito. Lei quanto ha perso, Roberto? 40 anni di lavoro. Due storie simbolo queste dei truffati popolari Vicenza, rimasti ancora colmi di livore e sotto shock per l'incommensurabile torto subito. Questa nuova deposizione del dottor Giustini, insomma, conferma ancora di più quello che effettivamente si sapeva, insomma, e che noi diciamo da tempo, noi truffati, che tutti sapevano. E ieri abbiamo raccolto le voci nelle categorie sindacali per quello che riguarda lo sciopero, il presidio davanti alla Brenta Group di Colceresa, sciopero perché rischiano il posto 120 lavoratori. Vediamo. Assemblea sindacale alla Brenta Group, PCM di Colceresa per cercare di salvare 120 posti di lavoro a rischio. Una situazione difficile per l'azienda di via Ponticello che di mese in mese è crollata. Oggi ci troviamo di fronte a un'azienda che non è in grado di gestire la situazione, per cui oggi siamo nella situazione in cui la Brenta è ancora di proprietà di Zanetti, con una moria di lavoratori che nel frattempo, stante la situazione che si è venuta a verificare, è uscita dall'azienda, e un impoverimento anche da parte dei clienti, perché non sappiamo se c'è futuro per questa azienda. I lavoratori non hanno percepito lo stipendio di maggio e quindi c'è una forte preoccupazione proprio dalle maestranze. È emerso la volontarietà da parte loro, e con il nostro supporto ovviamente, di fare 2 giornate di sciopero, la prossima già da domani e poi probabilmente venerdì, nell'attesa che nell'eventualità ci siano anche degli altri incontri attraverso i quali 2 imprenditori possono trovare
trovare un accordo. Giovedì i lavoratori in sciopero ed è stato fissato anche un presidio davanti alla Brenta PCM. Anche il sindaco di Colcerese, Enrico Costa, ha mostrato grande vicinanza ai lavoratori a rischio e a una ditta che per anni ha creato occupazione in paese. Adesso l'appello viene lanciato alle istituzioni. Sono ormai 2 mesi e mezzo che stiamo andando avanti con cavilli giuridici in una situazione ormai agonizzante, soprattutto per i lavoratori e per le lavoratrici. Faremo un presidio dalle 10 a mezzogiorno di domani. E tra l'altro, notizia di poco fa, abbiamo anche un incontro domani alle 14 con la regione, quindi siamo fiduciosi che questo incontro possa portarci a dei risvolti positivi. È necessario attivare degli ammortizzatori sociali, perché comunque adesso questi lavoratori sono senza stipendio. E allora, come promesso, arrivano gli aggiornamenti in diretta da Padova. Vi abbiamo mostrato prima le immagini di questo magazzino, di questo capannone in fiamme. Per noi sul posto c'è la nostra collega Valentina Visentina, a cui cedo subito la linea. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Alex, abbiamo qualche notizia in più su questo incendio quasi sicuramente doloso. Quello che vedete alle mie spalle è quel che resta del magazzino edile che si trova proprio confinante all'impianto di depurazione delle acque di Acegas APS che fornisce appunto il servizio idrico a Padova. Quasi sicuramente, dicevo, si tratta di un incendio doloso perché i 3 container bruciati si trovano all'interno di un'area e il cancello di entrata di quest'area è stato manomesso. Lo hanno rilevato gli agenti della polizia di Stato che sono intervenuti nella notte, allertati dai vigili del fuoco che appunto sono arrivati qui per spegnere l'incendio. Dunque il cancello è stato manomesso, quindi forse qualcuno è entrato intenzionalmente nell'area per appunto dare fuoco a quei 3 container che vedete alle mie spalle, che sono completamente andati distrutti. Ovviamente con precisione non sappiamo le cause del rogo, le indagini sono in corso, il lavoro imponente dei vigili del fuoco che insomma hanno piegato diverse ore questa notte e solo all'alba hanno avuto ragione sulle fiamme. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. E allora grazie a Valentina Visentin per il suo contributo. Chiaramente nel corso delle edizioni serali dedicate all'informazione saremo in grado di fornire ulteriori dettagli, ulteriori aggiornamenti. Noi adesso parliamo di sicurezza, ci spostiamo a Vicenza perché la polizia con l'arrivo dell'estate rimette in campo le pattuglie in bicicletta. Gli agenti bikers intercettano subito al primo giorno un pericoloso pregiudicato. Lottare contro il degrado e lo spaccio di droga è una questione di strategia e di strumenti idonei che vengono messi in campo in funzione dei risultati ottenuti. A Vicenza la Polizia di Stato ha appena tornato a rendere operative le pattuglie delle volanti in bicicletta, le cosiddette pantere a 2 ruote, che fin dal giorno d'esordio hanno confermato la validità dei punti di forza di questo specifico servizio. I punti di forza sono essenzialmente la capacità di raggiungere punti del territorio difficilmente raggiungibili dalle volanti. E quello che è successo lunedì scorso, quando i colleghi delle biciclette di fatto hanno intercettato un soggetto a carico del quale pendeva un provvedimento restrittivo e che sono riusciti a raggiungerlo proprio facendo uso delle biciclette. Il soggetto, che doveva scontare quasi 1 anno di reclusione, probabilmente non sarebbe stato intercettato se la pattuglia avesse monitorato e avesse effettuato il servizio diciamo così, nella modalità ordinaria con l'autovettura. Centro da pattuglia bike. È il 5º anno che viene riproposto questo servizio, che per quest'estate si affianca alle ultime misure di prevenzione adottate per la sicurezza cittadina, come i controlli straordinari interforze o come le barriere antibivacco appena installate dal comune nei parchi più a rischio. Campomarzo, così come la zona del Quadrilatero, altre zone periferiche del capoluogo, ma non mi fermerei solamente a parlare del capoluogo, perché noi predisponiamo ed effettuiamo servizi sistematicamente tutte le settimane
anche in altri centri urbani della provincia, e anche utilizzando i sistemi che sono importantissimi, i sistemi di videosorveglianza urbana, è stato possibile individuare i responsabili e assicurare la giustizia. È un'attività fondamentalmente di carattere preventivo, ma che è finalizzata anche alle verifiche della correttezza del rispetto delle norme stradali. Verranno impiegati anche in alcune arterie, alcune zone delle piste ciclabili dove qualche volta ci arrivano segnalazioni di utenti non perfettamente in linea con il codice. E adesso ci prendiamo un'altra piccola pausa, ma torniamo fra 2 minuti con tante altre notizie, con i nostri approfondimenti. Insomma, restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono le 12:45, questo vuol dire che siamo a metà del nostro telegiornale con il quale portiamo a casa vostra tutte le ultime notizie dal territorio, un'ampia pagina di cronaca ha contraddistinto anche questa edizione giornaliera del nostro Focus, però adesso chiudiamo per un attimo appunto le vicende di cronaca e apriamo la parentesi sull'attualità, parliamo di salari bassi e di inflazione da record, si rischia veramente un punto di non ritorno per tante famiglie del territorio e allora la CGIL di Treviso si prepara alla manifestazione del 18 giugno a Roma. Io credo che se c'è una soglia di non ritorno o l'abbiamo già superata o siamo sul bordo, nel senso che penso che le famiglie con le ultime bollette che sono arrivate abbiano dato fondo alle risorse se ne avevano di accantonate precedentemente, tenendo conto che arriviamo anche da un periodo di crisi pandemica e prima ancora un periodo di crisi finanziaria che hanno dato una mazzata ai salari. Il quadro è impietoso e in rapido aggiornamento e non potrebbe essere altrimenti vista la rincorsa dei prezzi trascinati dal caro bolletta, inflazione record e salari al minimo storico con Treviso che in fatto di retribuzioni perlomeno regolari arranca, 1.400 euro al netto delle ritenute lo stipendio medio nel Veneto e nella Marca, 300 euro in meno rispetto alla media nazionale. Certo bisogna capire i contorni del nero ancora diffuso, più in generale sui salari servono misure urgenti. Attraverso una rimodulazione anche della tassazione dei salari, attraverso il taglio del cuneo fiscale, ma non solo, vanno rinnovati i contratti. Rimodulazione che va ancorata anche al rialzo dei costi energetici, dice la CGIL, se no il rischio impoverimento è dietro l'angolo. A proposito, il reddito di cittadinanza nella Marca vede 6.258 destinatari, circa 3.000 le famiglie interessate, poco meno di 500 euro l'assegno medio. Numeri contenuti, dice Visentin, che non giustificano la colpevolizzazione dello strumento quando si parla di carenza di manodopera. Tutti i temi affrontati in un'assemblea pubblica alle Stefanini di Treviso e questo in vista della grande manifestazione prevista per il 18 giugno a Roma, salari, costi dell'energia, pace, tutti i temi connessi per la CGIL trevigiana che si prepara a raggiungere la capitale. Saremo intorno ai 400-500, adesso stiamo raccogliendo le ultime adesioni in questa settimana e chi volesse unirsi alla comitiva lo può fare rivolgendosi alle nostre sedi e saremo ben lieti di fare un tratto di strada assieme. E ieri è stata la giornata dello sciopero di esercenti e grande distribuzione contro i buoni pasto, eppure la giornata ha fatto registrare un vero e proprio flop con poche adesioni a macchia di leopardo. Sì, noi oggi accettiamo buoni pasto. No, non accettiamo. Quindi aderite allo sciopero? Sì. Eri a conoscenza che oggi c'era una giornata di sciopero contro i buoni pasto? No, questo non saprei. Perché in pochi locali oggi hanno aderito però? Perché secondo me c'è stata poca informazione da parte delle associazioni di categoria e quindi
purtroppo molti non lo sapevano. Adesioni a macchia di leopardo allo sciopero nazionale indetto contro i buoni pasto da titolari di pubblici esercizi e grande distribuzione. Eppure, andando a fondo, si capisce che il sistema che regola i ticket più usati al mondo non piace proprio a nessuno. Una sostanziale condizione di monopolio che impone ai pubblici esercizi di accettare di guadagnare almeno il 20% in meno di quanto avrebbero incassato. Su un menù da 10 euro ce ne restano 8. È una battaglia che stiamo conducendo da tanti anni, perché abbiamo visto crescere il costo del buono pasto da parte nostra per noi con una percentuale che è diventata improponibile adesso. Ormai la maggior parte sono del gruppo Edenred, appunto Ticket Restaurant, e più che altro controllano i fruitori, quelli più grossi, quindi dalle poste piuttosto che gli altri uffici pubblici, e quindi è impossibile anche star là a contrattare, e quindi per noi è solo un ennesimo salasso a nostro carico. La deriva di un mercato che vale almeno 3 miliardi sarebbe dovuta alle commissioni imposte dalla pubblica amministrazione, che rendono il servizio insostenibile per gli esercenti che in 2 anni di pandemia hanno lavorato anche in condizioni di perdita. Molti di loro, proprio per questo, oggi non se la sono sentita di svantaggiare i clienti rifiutandosi di accettare i ticket. Ma attenzione, spiega Luca Bonato della Fida Trevigiana, è solo facendo massa critica che la categoria può aspirare ad avere voce in capitolo. Perché non c'è la mentalità da parte delle associazioni, che io considero non le associazioni di categoria specifica, ma tutti noi che componiamo un'associazione, che possono essere i ristoratori, i commercianti, non riusciamo a capire che facendo gruppo si ottengono i risultati. Se non si fa gruppo e ognuno pensa per le proprie mura, non si ottiene niente. Questo sciopero, secondo me, andava inteso come un messaggio. E adesso parliamo di un'altra questione, sempre economica, sempre legata all'aumento dei costi, quindi insomma qualcosa che va a toccare comunque il portafoglio delle famiglie. Parliamo di stagionalità, parliamo di prezzi delle materie prime, parliamo di siccità, componenti, caratteristiche, cause che hanno portato sicuramente a un aumento dei prezzi dei beni agricoli, quindi di frutta, di verdura e quant'altro. Noi siamo andati in un mercato a Padova per cercare di fare il punto della situazione sui prezzi. Siamo a Torre, dove c'è il mercato della CIA, degli agricoltori, spese in campagna. Siamo venuti a vedere quali sono i frutti della terra, i frutti della stagionalità, perché siamo abituati ad andare al supermercato e a trovare tutto sempre. In realtà lo sappiamo perfettamente che i prodotti hanno una loro stagionalità, e chi meglio dei produttori può raccontarcelo. Allora, siamo con Valentina. Quali sono i prodotti che troviamo adesso al mercato? Allora, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che adesso è un momento un po' transitorio, nel senso che sono finiti i prodotti primaverili e stiamo cominciando ad avere frutta e verdura della stagione estiva. In questo momento principalmente come frutta, come potete vedere, abbiamo le nostre albicocche, che sono molto, molto buone e dolci, e le ciliegie che vedete dall'altra parte. Come verdura potete vedere abbiamo i primi fagiolini, abbiamo cominciato con le prime melanzane, qualche zucchina, insalata e tutta la produzione appunto di questa stagione. Voi come produttori che problemi state riscontrando in questo momento? Beh, noi siamo produttori generalmente di maiali, facciamo maiali, e abbiamo dei problemi con i costi di gestione a livello di rifornimento delle materie prime principalmente, perché sono aumentate di molto negli ultimi anni, cioè nell'ultimo proprio mesi direi, perché da gennaio che sono partiti i prezzi sono aumentati. E per esempio anche il mais da 24-26 euro che era si è portato a 38-40, e quindi abbiamo subito un aumento del 120-130%, insomma, ecco. Il futuro è nel grano, perché si pianta a novembre e quindi ha meno bisogno di acqua. Esatto, ma una mia idea, un mio parere è questo, perché si semina a novembre e bene o male piove sempre, anche un po' in primavera, poi quando c'è il momento della siccità lui si deve seccare e si raccoglie, e per cui è l'ideale, insomma.
Gazprom taglia il gas, imprese e famiglie in allarme, insomma sono tante le categorie economiche e sindacali che si dicono molto preoccupate. È una tegola, certamente ci preoccupa molto questa decisione di Gazprom di tagliare i rifornimenti, nonostante ci sia una buona notizia dall'altra parte del Mediterraneo, di questo accordo tra Egitto, Israele e Comunità Europea. Però preoccupa non solo il mondo dell'impresa ma anche delle famiglie. La notizia è stata confermata da Eni a metà mattina e ha fatto scattare l'allarme, l'ennesimo tra le imprese anche a nord-est. Gazprom, il colosso russo del gas, ha tagliato del 15% le forniture all'Italia. Resta da capire per quanto. In Subbuglio, in particolare il manifatturiero, dove ci sono le fabbriche più energivore. Per tutto il settore manifatturiero italiano il costo energia 2022 supererà i 50 miliardi di euro, un valore che è esattamente decuplicato rispetto al 2021, pertanto veramente insostenibile per le nostre aziende. Un'altra notizia sicuramente allarmante sul tema energetico, quella che arriva oggi dalla Russia, che mette sempre più in evidenza come non solo sia necessario avere fonti alternative da quelle russe, ma soprattutto una chiara politica energetica che renda il nostro territorio più indipendente e forte da condizionamenti esterni. Intimoriti anche gli esercenti dei pubblici esercizi e i commercianti. Sono 7 mesi che alle aziende arrivano delle bollette ingestibili e troppo pesanti. Devono essere sgravate assolutamente da quello che è il reparto IVA e accise. Noi stiamo lavorando da tempo nei tavoli trasversali con senatori e deputati sia di maggioranza che di opposizione. Una decisione unilaterale, quella di Gazprom, che preoccupa tutti, anche i sindacati, in particolare la CGIL che si prepara alla mobilitazione di sabato. 500 le persone che partiranno solo dalla Marca alla volta di Roma. L'Italia purtroppo è un paese che non è autonomo. E questa è una discussione, io penso che a livello politico bisognava affrontare anni fa, perché comunque bisognava fare degli investimenti sulle risorse. Le risorse energetiche oggi ce ne sono e sono in mano a pochi. E quando tu vai a prenderle da altre parti entri nel meccanismo del mercato. E quando entri in un meccanismo del mercato dove i prezzi li fanno gli altri, rischi poi di avere botte sociali di questo tipo. Misure strutturali si chiedono anche per il caro carburante. Le stesse misure governative di sgravio alla pompa sono in scadenza. Per quello che riguardano gli sgravi fiscali, le accise, il governo non dovrebbe farlo di mese in mese, dovrebbe farlo almeno di 6 mesi, per capire come anche la situazione evolverà dal punto di vista geopolitico. E avete visto nell'ultima parte del servizio si è parlato anche del rincaro dei costi per il carburante, per la benzina, insomma un periodo sicuramente difficile per le famiglie dal punto di vista economico, ma questo è anche un periodo in cui si programmano le vacanze estive e allora noi diamo quotidianamente voce e spazio ai cittadini. Siamo andati a Bassano proprio per porre questo quesito alla gente. I rincari, l'aumento dei costi, soprattutto insomma quelli della benzina, del carburante, andranno a far cambiare i piani delle famiglie per quello che riguarda questa estate? Si viaggerà di meno? Si preferirà un turismo più circoscritto alla zona di residenza? Vediamo cosa ci hanno risposto. Aumentano i costi della benzina, aumentano i costi di bollette e materie prime, ma tutto questo in che modo andrà a inficiare sulla scelta dei bassanesi per quello che riguarda le vacanze? Insomma, si partirà lo stesso, si andrà lontano o si preferirà magari una estate ecosostenibile a piedi o in bicicletta qui nel territorio? Lo scopriamo insieme. Io sono qua a piedi da Braganze per non usare l'auto. Quindi io il mio lavoro lo faccio. Quindi vacanze green? Ma non lo so, non ancora deciso proprio, però può essere anche. Ci si va con moderazione, magari a piedi e in montagna comunque. Guardi, io parlo da cassa integrato, quindi penso che sarà difficile andare in ferie, però vedo che tutti quanti cercano di andarci. La vacanza è la cosa che si deve fare. Dopo anni di passione è giusto andare in vacanza. Bicicletta, vado in piscina. Si va in vacanza dove si deve andare. Con una crisi che sicuramente non sarà breve, dovremmo un attimo pensare che
forse conviene fare un po' di economia e di pensarci prima di fare una cosa del genere. E al di là di questo, quali sono le mete preferite dai bassanesi? Come si stanno organizzando per questa estate che, insomma, lo vedremo anche fra poco, un'estate sicuramente meno problematica delle ultime che ci siamo lasciate alle spalle, un'estate con meno restrizioni. Rimaniamo a Bassano e ascoltiamo la voce della gente. Lei ha già programmato le vacanze? No, Stella, non programmo niente perché ho una certa età e... No, ma se posso vado con mia figlia che ha una casetta in Croazia, sì. Non abbiamo niente in programma, ma abbiamo già fatto e quello che abbiamo fatto ci basta intanto. Noi facciamo sempre l'Abruzzo ed è bellissima. Noi abbiamo fatto sempre la Riviera Adriatica, è una meraviglia. Tranquillo e adesso che c'è anche poca gente. Faremo qualcosa sicuramente, adesso vediamo. Non avete prenotato ancora niente? No, al momento no. Qualche idea, qualche sogno? Tanti. Bene, dai, comunque il periodo più o meno quando è che andrete via? Ferragosto, ovviamente. Un classicone, sì. E ci sarebbe voglia di fare cosa? Mare? Sicuramente mare. Per il momento non vado in vacanza, comunque insomma... Non ho programmato nulla per quest'estate? No, andrò magari un po' in montagna, ma verso settembre. Abbiamo programmato le ferie perché siamo dall'Australia e allora ogni anno si veniva a Bassano del Grappa, però per 3 anni, come lo sai, il Covid ha rovinato tutto e adesso siamo qui ancora. È bellissima, come sempre, Bassano. Come mai questo amore per Bassano? Perché è bella, c'è un bella, come dice, gente bella, mangiare, bere, tutte cose. No, non ho programmato, penso che non andrò da nessuna parte. C'è voglia di vacanza? Beh, ovvio, sì, sempre. Lei ha già programmato le sue vacanze? Sì. Posso chiederle dove andrà? Sì, al momento Grecia e montagna. Ok. Insomma, un bel programma. Sì. Si muoverà con la famiglia, immagino. Avete già prenotato? Sì, già fatto tutto perché l'anno scorso eravamo non alle strette, ma nel senso c'era tanta voglia di muoversi anche l'anno scorso e quindi onde evitare magari code, ombrelloni, prenotazioni eccetera, quest'anno mi sono tutelata e ho già fatto tutto con largo anticipo. E continuiamo con le nostre inchieste, la nostra raccolta di voci della gente. Ci spostiamo a Vicenza per parlare di mascherine, perché è stato prorogato fino a settembre l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto, invece non sarà più necessario ad esempio al cinema o a teatro. Cosa ne pensano i vicentini? Lo scopriamo insieme. Utile, sì, non in tutti i posti perché ormai comunque i contagi sono calati, non azzerati, però ci sono alcuni posti in cui è necessario tenerla. Io le toglierei ovunque, ci uniformiamo a tutta l'Europa oramai. Ma diciamo che si tratta di usare un po' il buon senso, ecco, diciamo che in certi contesti ancora può avere un senso, tipo in ambito sanitario, tutto il resto secondo me. Se uno, diciamo, si sente più tranquillo metterla che la metta, però imporre un obbligo no. Sarei favorevole a mantenerle nei luoghi pubblici e negli autobus, nei treni, nei aerei. Completamente eliminata. Per me si dovrebbe convivere con il virus dopo 2 anni, dopo i vaccini, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, penso che ci meritiamo anche la normalità. Ma io lo terrei ancora. Ognuno si comporta come meglio crede. Penso che soprattutto nei luoghi affollati sia segno di rispetto per se stessi e per gli altri. Ci sono persone fragili che meritano questo rispetto. L'obbligo è quando le persone non hanno il senso di responsabilità, cioè devi costringere una persona a fare una cosa. Basterebbe un po' di buonsenso. I mezzi pubblici sì, per il resto sarebbe ora levarla. No, per me no. E adesso il nostro ultimo break pubblicitario, rientriamo fra poco con tante altre notizie, tanti altri approfondimenti, tematiche da trattare insieme. A fra poco.
Rieccoci in diretta con Focus TG. E allora, parlando di mascherine nel servizio, prima di andare in pubblicità, introduciamo la pagina dedicata alla sanità. Ci spostiamo nell'ULSS 7 perché continuano ad arrivare tantissime segnalazioni di disagio. I problemi spingono i pazienti a dire addio all'idea di un San Bassiano d'eccellenza. Si continua a parlare di disorganizzazione nell'ULSS 7, la vivono sulla propria pelle migliaia di pazienti che ogni giorno fanno i conti con ritardi, spostamenti, lungaggini, liste d'attesa, servizi dislocati altrove e soprattutto silenzi. Perché una delle lamentele più frequenti che i cittadini rivolgono a chi gestisce attualmente l'azienda ospedaliera della Pedemontana è che a tutto questo non c'è risposta. E a proposito di attese e disorganizzazione, sentite cosa ci racconta questa paziente del San Bassiano che dopo un incidente al piede è stata mandata il giorno successivo in ortopedia. Visita prenotata, orario fissato, eppure lì ha dovuto attendere 4 ore e mezza. Eravamo noi della domenica più quelli del lunedì e ci infilavano tra un appuntamento e l'altro, 4 ore e mezzo. Ma a farle dire basta è stato ben altro, un vaso di disagi e problemi traboccato a causa della disorganizzazione. Io sinceramente, se avessi potuto, me ne sarei andata via, sarei andata, non so, anche tipo cittadina, una roba del genere, perché è troppo assurdo. Senza poi parlare di tutta la diagnostica che sto aspettando di fare ecografie così, ma devo fare anche diagnostica, ecografie e tutto quanto e niente, io e mio marito stiamo facendo tutto privatamente. Tutto privatamente, perché è impossibile avere degli appuntamenti a breve e questo non è giusto. Abbiamo un ospedale qua. Esatto. È inutile che si dica che era forse un'eccellenza, adesso non lo è più, purtroppo. E adesso diamo un'occhiata al report di Azienda Zero. Come sempre, vi ricordo, questa è una fotografia che rappresenta la diffusione del virus nel nostro territorio, quindi andiamo a leggere velocemente i dati di questa tabella. Partiamo dal delta totale degli episodi positivi, quindi i nuovi casi di positività intercettati nelle ultime 24 ore. In Veneto sono 3.322, le vedete indicate qui dal cursore, quindi 3.322 nuovi positivi intercettati nella giornata di ieri, che fanno salire i casi attualmente positivi a 34.321, quindi poco più di 34.000 casi attualmente positivi in Veneto. Diamo un'occhiata agli altri dati della tabella e qui c'è un numero che sicuramente deve farci prestare attenzione e deve ricordarci di non abbassare l'allerta, perché nelle ultime 24 ore sono segnalate più 26 ricoveri in area non critica. È un dato che sicuramente tiene conto anche insomma di qualche appunto dato arrivato in ritardo rispetto insomma al monitoraggio e ai conteggi, però insomma è un numero sicuramente alto. 26 ricoveri in area non critica nelle ultime 24 ore. Crescono anche le terapie intensive, più 3 nelle ultime 24 ore e come sempre è difficile insomma anche solo leggere questo dato, il dato dei decessi, le persone che hanno perso la vita, 2 a causa del Covid nella giornata di ieri. Noi continuiamo a parlare di sanità anche nel prossimo servizio, perché Padova diventa centro di riferimento regionale nella cura della labirintite con l'intervento di piombatura dell'orecchio.
È un disturbo sempre più frequente, la convivenza non è sempre facile. Stiamo parlando della labirintite, una patologia che colpisce l'orecchio quando gli ottoliti, i sassolini che ci sono all'interno, escono dalla loro sede e finiscono nel labirinto, che è l'organo che regola l'equilibrio. Il paziente che soffre di labirintite deve convivere con forti vertigini che incidono sulla sua quotidianità. Una patologia che colpisce circa 250 persone ogni 100.000 abitanti. Da Padova però arriva la possibilità di una cura definitiva grazie all'intervento di piombatura, una tecnica di cui i medici dell'unità di otorinolaringoiatria sono molto esperti. Questa malattia, che è molto invalidante per i pazienti perché crea delle vertigini notevoli ai movimenti del capo, si cura generalmente con una terapia liberatoria ambulatoriale, ma fatta ovviamente da persone esperte, ma in alcuni casi diventa cosiddetta ribelle alla terapia medica, quindi crea un disagio che continua nel tempo e l'unica possibilità di eliminare il sintomo è di operarli, cioè di fare un intervento molto particolare che consiste nell'apertura di questi canali semicircolari tramite un approccio retroauricolare, una mastoidectomia, l'isolare il canale, piombarlo con il tessuto muscolare, sigillarlo in modo che questi otoliti non possano più muoversi e liberare il paziente dai sintomi, e questo dà grande sollievo. Padova è punto di riferimento regionale per questo tipo di intervento che fino a poco tempo fa sembrava impensabile perché rischioso, oggi invece è diventato risolutivo per la labirintite. Si è sempre ritenuto che andare a toccare il labirinto provocasse un'immediata sordità. Invece negli ultimi anni, man mano che nel mondo i vari centri si sono dedicati a questa chirurgia, si è visto che la quota di pazienti che perdono come complicanza l'udito è molto bassa, quindi è un intervento come rapporti costi-benefici è favorevole. E la prossima è una storia triste che però fortunatamente ha avuto un lieto fine, una storia che ad ogni modo deve farci riflettere. Ha chiamato il 112 perché si sentiva solo e i carabinieri di Vicenza sono andati a confortarlo portandogli una torta per festeggiare insieme a lui il suo 80° compleanno. Vediamo. C'è una brutta cosa la solitudine, perché qualcuno si suicida, perché non lo so come spiegarvi, non ho più nessuno. L'anno scorso mi è morto mio fratello, l'anno scorso. Io ho persi tutti, ecco, siamo solo che io. E quindi le prossime volte che si sentirà solo chiamerà i carabinieri? È più facile. Quando che sono sull'orlo del precipizio, chiamano aiuto. E questo è un aiuto valido, questo. Proprio la solitudine l'ha spinto l'11 giugno a chiamare i carabinieri per avere un po' di compagnia. Lui, Luciano Caldiraro, 80 anni compiuti oggi, è rimasto solo, non è sposato, non ha figli e da quando ha perso fratelli e l'unico amico che lo andava a trovare in via Palemone a Vicenza, dove vive, la solitudine si è fatta ancora più insostenibile. Così, per spezzare le ore interminabili e sopperire alla tristezza, con il conforto di persone amiche ha pensato di chiamare il 112 e una pattuglia è andata a trovarlo, con la promessa che avrebbero festeggiato il suo compleanno insieme, e così è stato. Tanti auguri, Luciano. Grazie. Auguri. Questo è il calendario nostro. Grazie. I carabinieri, come tutte le forze di polizia, hanno una particolare attenzione verso gli anziani, le fasce deboli, e ha cercato di dare quella rassicurazione sociale che si deve dare in questi casi. Luciano, che ha fatto il cameriere per una vita, ha anche allenato squadre di calcio giovanili, tra cui la Villaggio del Sole, dove militava proprio il brigadiere Andrea Boesso, intervenuto insieme al carabiniere scelto Gennaro De Luca, che lo ha riconosciuto, e allora la conversazione si è fatta più fitta e condivisa. Adesso non mi piace più il calcio perché è diventato un banditismo di tutti fuori, tutti voi skate. E invece noi quando andavamo con i bambini non prendevamo niente, anzi prendevamo delle parole qualche volta perché no, facevamo giocare. La passione di sempre è ancora da condividere, a suon di formazioni impresse in una memoria di ferro. La Juventus, Angiolin, Gori, Leoncini, Bercellino, Castano, Salvatore, Favalli, Del Soli, De Paoli. E a proposito di persone anziane, festeggiamo i 102 anni di Zia Maria a Montegrotto Terme. Sarà festa grande a Montegrotto Terme per Maria Farrugia, per tutti. Zia Maria, che domani spegnerà 102 candeline.
La signora Maria vive nel comune uganeo con il figlio Antonio. Ancora oggi, ogni tanto, si dedica alla cucina, sua grande passione, insieme alla cura delle piante e degli animali. Una vita, la sua, che sembra uscita da un film. Maria, infatti, nasce in Tunisia nel 1920 e rimane orfana di madre a soli 9 anni. Cresce in terra tunisina studiando e parlando sia l'italiano che il francese, lingua che ancora oggi parla. Nel frattempo scoppia la Seconda Guerra Mondiale che vede coinvolti anche molti italiani nel Nord Africa. Tra loro anche Settimo Girardo, padovano, che incontra Maria e lei, conoscendo le sue origini padovane, gli racconta della devozione antoniana della sua famiglia. È subito amore, tanto che Settimo le chiede di seguirla a Padova per andare insieme al santo. Nel 1949 si sposeranno e avranno un figlio che non potrà che chiamarsi Antonio. Niente sesso prima del matrimonio, questa l'indicazione del Vaticano ai futuri sposi, una dichiarazione che ha fatto molto discutere e noi abbiamo chiesto ai padovani cosa ne pensano. Vedo che ha il giornale in mano, c'è una notizia di oggi in cui il Papa dice che la castità aiuta l'amore prima del matrimonio. Bisogna essere casti prima del matrimonio. Lei cosa ne pensa? A 90 anni, quando ero ragazzo, pensavo così. Adesso vedo che il mondo va in modo completamente diverso. Se ha detto il papà va bene, è vero, che posso dire altro? Lui è il nostro capo. Io penso che è sacrosanto quanto dice il Papa. È una delle cose che sarà molto difficile applicare alla vita pratica, però come vede lei la faccenda che tanti giovani sui 20 anni lasciano la pratica religiosa e poi quando si sposano tornano in chiesa e vengono in chiesa anche con i bambini. Questo vuol dire che la difficoltà di applicare durante il periodo di non matrimonio questa cosa che è chiarissima fin dal primo momento nell'impostazione della Chiesa e nell'impostazione della parola di Gesù Cristo. Però poi il ritorno c'è e la maggior parte delle persone poi ritornano. Il Papa ha detto che la castità prima del matrimonio aiuta l'amore, aiuta le coppie. Secondo lei è giusto? No, perché uno si deve conoscere prima, no? Oppure cos'è? Castità non esiste più da anni, penso da secoli. Cioè non sono d'accordo con questo discorso. E ieri è stata la festa degli artiglieri, la cerimonia a Treviso alla presenza del vice sindaco Andrea De Checchi e del consigliere regionale Alberto Villanova. A te, il Dio degli eserciti, eterno Signore delle genti, noi artiglieri d'Italia eleviamo i cuori. Sii lodato, Signore, per la terra che ci donasti come patria, ove il tuo nome è venerato, ove la tua fede fiamma che illumina la vita. La preghiera dell'artigliere intonata davanti all'altare laico realizzato con le pietre del Carso del Montello del Piave per rievocare una pagina gloriosa della storia, la battaglia del Sostizio. Un evento che ha cambiato le sorti della guerra e dunque della storia. L'Arma di Artiglieria celebra oggi la sua festa anche a Treviso, nel ricordo della battaglia che attraverso l'incessante azione del fuoco arrestò sulle sponde del Piave l'ultima offensiva austro-ungarica. Quelli che hanno combattuto la prima, la seconda e i moti del 1848 che la breccia di Porta Pia è stata bombardata dagli artiglieri. L'Arma di Artiglieria, costituita nel 1848, festeggia così la sua nascita e il 4 dicembre Santa Barbara, la patrona. La cerimonia davanti alle scuole Gabelli, dove si trova il monumento. I giovani che purtroppo non lo sanno e sarebbe utile che ascoltassero e avessero partecipato, ma adesso alla festa di Santa Barbara qualche volta invitiamo le scoloresi, ma a festa dell'artiglieria che hanno finito non ci sono.
Il sacrificio degli artiglieri, un messaggio di abnegazione anche per i giovani di oggi, un pensiero inevitabile anche per chi sta combattendo per difendere la sua libertà. Dispiace che ci sia questa guerra qua, speriamo che si mettano i grandi capi, invece uno dice una cosa, uno dice un'altra. E godiamoci anche le immagini suggestive della meravigliosa Basilica Palladiana colorata di rosso in occasione della giornata mondiale dei donatori di sangue. Vicenza si tinge di rosso, rosso come la solidarietà quando è vita. Immagini di monumenti e municipi di tutto il Vicentino illuminati in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. A Vicenza l'epicentro della celebrazione è stata la Basilica Palladiana, un momento di festa per Fidas ma anche di incontro con le istituzioni, dal sindaco al prefetto che hanno lanciato il loro appello. Fidas Vicenza è qui per ringraziare tutti quanti i donatori di sangue vicentini per quanto fanno ogni giorno. Uno dei valori fondanti della nostra Costituzione è la solidarietà che trasversalmente la abbraccia tutta. Ecco, loro nella realizzazione di questa attività di donazione costituiscono espressione di cittadini esemplari. Invito ancora tutti i cittadini a farsi avanti, a donare sangue, ne abbiamo tantissimo bisogno e quindi avanti tutta. Parliamo adesso di arte e di decoro urbano, perché l'arte di strada è in aumento un po' in tutta Padova, anche nel centro storico. Pochi giorni fa un murale si è spuntato vicino alle piazze, non autorizzato, i residenti si dicono pronti a denunciare l'artista. Siamo in via Pietro d'Abano, una stradina molto piccola che collega via Santa Lucia con Piazza della Frutta. C'è questa opera fatta da Alessio B che rappresenta questa bambina, probabilmente sì, un adolescente con un bellissimo cuore molto grande e appunto le farfalle che volano sopra. Appena a fianco, passata la colonna portante di questo antico palazzo di via Pietro d'Abano, ne è spuntato da alcuni giorni uno che ci assomiglia per certi aspetti, nel senso che ha inserito un cuore nella scritta, nella seconda riga diciamo, ma ha inserito anche la parola hearts, cioè cuori, inserendoci all'interno ovviamente anche la parola arte e il messaggio è questo: fare cuori, disegnare cuori per denaro è un vandalismo. Heavy Rain, autore di questa nuova opera dipinta a quanto sembra non più di 4 notti fa, va all'attacco del collega Alessio B, realizzatore del disegno con la bambina, presente in via Pietro d'Abano, ci dicono da diversi anni. Ai residenti questo modo di fare e il nuovo disegno che ricorda una black bloc non sono proprio piaciuti. Non va bene quando gli artisti producono le loro opere senza concordare preventivamente con i proprietari dell'immobile la realizzazione delle stesse. E il soggetto magari? E anche il soggetto, perché potrebbe anche non essere gradito. Quando me ne sono accorta qualche mattina fa ne sono rimasta molto contrariata perché non eravamo stati assolutamente avvisati e per di più questo condominio è appena stato, la facciata è appena stata ridipinta, i costi per sostenere diciamo questi lavori, soprattutto visto che si è in centro storico, sono molto elevati. 41 minori sono scomparsi a Vicenza. Questo è un dato allarmante che ha spinto la Polizia di Stato a intraprendere una campagna di sensibilizzazione. In Italia sono circa 3.500 i minori che abbandonano la famiglia ogni anno, di cui 1.180 gli italiani, il 70% dei quali alla fine fa rientro a casa contro il 31% degli stranieri. A Vicenza sono 41 i minori scomparsi, per la maggior parte sono profughi ucraini, che però non risultano più presenti ufficialmente sul territorio provinciale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul preoccupante fenomeno è stata lanciata una campagna informativa che punta da una parte alle famiglie e genitori e dall'altra insegnanti ed educatori. Siamo qua per sensibilizzare le persone su questo tema che spesso non viene affrontato e non ne viene parlato tanto. Certo. Quindi siamo qua per dirle che qui ci sono dei riferimenti a cui rivolgersi
non solo per i bambini scomparsi ma anche per i bambini che subiscono violenza, maltrattamenti e tutto ciò. È un filo rouge, diciamo. Esatto. Come in tutte le violenze, penso anche alle violenze di genere, tristemente risaltate ulteriormente agli onori della cronaca nazionale e locale, la prima risposta è culturale. Cioè non bisogna in nessun modo, dare una patente di legittimità ai prevaricatori, a chi utilizzano maniere violente per in qualche modo affermare le proprie posizioni, le proprie idee, le proprie ragioni. È soltanto il dialogo, la concertazione, la ricerca di punti di equilibrio che riesce a costituire il vero modo di vivere correttamente la vita sociale. Lo scorso fine settimana a Vedelago è stato il weekend delle belle notizie. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo insieme. In piazza alla Fiera delle Belle Notizie, quelle che per tutto l'anno scolastico hanno impegnato 130 alunni nella ricerca di storie positive dal territorio, dall'Italia e dal mondo. Sul palco, sabato sera, studenti, sportivi, volontari, addirittura un neocittadino onorario. Tutto quello che è stato ribattezzato il meglio che c'è. In un'edizione tornata in presenza, senza i vincoli del Covid, il comune di Vedelago continua sulla strada della valorizzazione di ciò che è buono, incoraggiante, di ciò che è futuro per una comunità, e lo fa rendendo protagonisti i giovani, ma non solo. Abbiamo voluto creare questo momento di aggregazione, di valorizzazione di questi che sono i nostri talenti di Vedelago. E sono delle persone eccezionali che non tengono il talento per sé, ma appunto lo donano agli altri, quindi si sono contraddistinti dallo studio allo sport piuttosto che nel mondo del volontariato. Questa serata era per loro, per dirgli un grande grazie. Un'emozionante sorpresa ha atteso sul palco un educatore storico di Vedelago, il professor Lorenzo Zanon, già sindaco di Tre Baseleghe, insegnante all'Istituto Comprensivo e ideatore della Fiera delle Belle Notizie, a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria per il suo impegno con i giovani. E anche nei ragazzi, che è il settore un po' più fragile della nostra società, spesso si guardano soltanto i episodi pur veri, di teppismo, di altro, ma ci sono migliaia di ragazzi che ogni giorno fanno il loro dovere, che fanno la loro fatica di crescere, che raggiungono gli obiettivi attraverso percorsi a volte difficili e quindi vanno aiutati, supportati, mai condannati. Io dico sempre, finché il mondo è in mano ai giovani è al sicuro, e io di questo sono veramente convinto. Ed è stato presentato ufficialmente il titolo della Biennale di Architettura 2023. La mostra ovviamente mantiene l'impostazione legata ai vari padiglioni degli stati nazionali, ma lancia un ponte alla scoperta del grande continente africano. Il laboratorio del futuro è il tema della 18ª Mostra internazionale di architettura 2023 della Biennale di Venezia, che si terrà tra i giardini, l'Arsenale e vari luoghi rappresentativi della città dal 20 maggio al 26 novembre 2023 il prossimo anno, con preapertura il 18 e 19 maggio. Presentati dal presidente della Biennale Roberto Cicutto, il titolo della mostra e la nuova curatrice Leslie Locco, nominata dal CDA della Biennale il 14 dicembre scorso. Un debutto perché i due curatori di architettura e di arte erano stati decisi dal mio predecessore Paolo Baratta. Con il salto dell'anno prima del Covid siamo arrivati a oggi, e quindi è il primo curatore di architettura e non ancora di arte che io nomino. Ho nominato Teatro, Musica, Danza e Rinnovato Alberto, quello sì. La mostra manterrà naturalmente l'impostazione dei padiglioni nazionali, ma guarderà molto verso l'Africa. La nuova curatrice non ha nascosto la sua emozione quando le hanno dato l'incarico di essere direttrice della mostra. I nearly fainted. Sono quasi svenuta. È un onore incredibile, ma anche una grande responsabilità. Non accade spesso nella vita di poter testare la relazione tra onore e responsabilità. Sono davvero grata per l'opportunità che mi è stata data. Molti i contenuti che emergeranno durante la mostra, i temi, e la Biennale è già al lavoro. Parlando con molti architetti e curatori di architettura, quando ho sentito le posizioni di Leslie Locco, ho pensato che fosse il momento giusto per arrivare non tanto ad una scelta geografica che rendesse giustizia a un continente come l'Africa, ma perché ho sentito lì la forza di una presa di posizione. Mettere insieme la decolonizzazione e la decarbonizzazione mi sembrava un punto di partenza talmente inevitabile per i tempi in cui viviamo.
Si chiude qui questa edizione di Focus TG. Non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti serali dedicati all'informazione su Rete Veneta con TG Bassano, con TG Vicenza e con il Focus, il nostro talk di approfondimento in prima serata. Per quello che riguarda invece Focus TG, l'appuntamento è alle 12 puntuali domani. Grazie e buona giornata.